Torniamo sul degrado in stazione, ne abbiamo parlato anche ieri, non bastano i controlli, i residenti plaudono al lavoro delle forze dell'ordine ma attaccano l'amministrazione e dicono ci ha abbandonati. Sentiamoli. Un'imbarcazione trasportata su un carrello trainato da un'auto lungo la A4 si è ribaltata bloccando la circolazione in direzione Venezia. È accaduto tra i caselli di Padova Ovest e Padova Est. Il traffico ha subito naturalmente notevoli rallentamenti, ma sentiamo anche altre notizie da Padova. Adesso invece linea alla regia per le previsioni del tempo. Ritrovati a tutti i telespettatori, edizione di Padova dei nostri telegiornali. In apertura la cronaca con i carabinieri che sono riusciti ad arrestare in Spagna la vera mente dell'organizzazione criminale che era stata sgominata nel marzo scorso dopo che aveva messo in ginocchio diverse aziende di tutto il paese. Era il numero 1 della holding Catapano. Tutti i dettagli nel servizio di apertura. E da oggi si sono insediate le elezioni elettorali, domani mattina alle 8 si aprono i 16 in 12 comuni della provincia di Padova con quasi 90.000 elettori chiamati a dire la loro. Ma sentiamo un po' di numeri che riassumono la situazione. Servizio. Adesso andiamo subito ad Abano, un comune importante, una campagna un po' particolare, anche forse un po' avvelenata, dove però la grande novità è che è crollata la Lega e il PDL. Dunque ci colleghiamo subito con la nostra Gabriella Basso che è proprio lì ad Abano per noi. Gabriella, che a Noventa il neosindaco Bisatto stava già festeggiando quando ancora sul web non risultava nessuna sezione scrutinata. Ma sentiamo alcuni allora dei primi cittadini appunto appena eletti. Cambiamo decisamente argomento, adesso ci caliamo invece nella cronaca. Oggi non è stata solo giornata di elezioni. Una pensionata di Bagnoli di Sopra, nella Bassa Padovana, è stato picchiato e rapinato da due sconosciuti che si sono introdotti nella sua abitazione dove vive da solo. Ora ha paura anche di tornare a casa dall'ospedale. Sentiamo come sono andate le cose allora. Combattere il degrado riappropriandosi della città è quello che chiede il Questore alla festa della Polizia che torna dopo 2 anni nel salone del Palazzo della Ragione. Guardate. E ora la cronaca: è stato arrestato nel giorno del suo compleanno, è finito in manette in via Agostini pochi minuti dopo aver compiuto 18 anni. Un cittadino tunisino aveva ceduto cocaina a una giovane di Loreggio, ma ci sono anche altre notizie da Padova e provincia. E a Cantorto, in Alta Padovana, c'è un nuovo sindaco. Luciano Gavin è a capo di una civica trasversale che lui stesso definisce moderata, ne fanno parte anche alcuni scontenti della Lega Nord. Andiamo a conoscerlo. Prefetto e sindaci nuovamente a confronto sulla questione profughi, i comuni fanno resistenza, prende corpo l'ipotesi di accoglierli nell'ex ospedale psichiatrico di Brusegana. Tutti i dettagli. Ora invece spazio alle elezioni. Domenica e lunedì prossimi ci sarà il ballottaggio per il sindaco del comune di Este tra il sindaco uscente Giancarlo Piva e Paola Goisis. Oggi andiamo a vedere 3 degli interventi che il sindaco uscente appunto Piva vuole attuare nella cittadina estense. Sentiamolo. E invece adesso lo sport. Sale la tensione a Padova per la finale scudetto del rugby. I bianconeri tornano a questo storico appuntamento dopo 12 anni di digiuno, anche se la gara si disputerà sabato contro il Rovigo proprio nello stadio Battaglini. Guardate. Ancora cronaca, la Guardia di Finanza ha sgominato una banda di specialisti del riciclaggio che, partendo da una ditta di Cittadella attraverso poi un sistema di fatture false, ha ripulito una cifra di almeno 22 milioni di euro, utilizzando anche conti correnti a San Marino. 10 denunciati, allora sentiamo. E ora sentiamo invece la cronaca della notte in Prato della Valle. Il Botillon è finita con 4 ricoveri in ospedale, ma poteva andare molto peggio. Invece la macchina organizzativa coordinata da prefettura, comune e questura ha funzionato, ha arginato i malintenzionati, ha fatto sì che il temuto Botillon si concludesse soltanto con una dormita. Guardiamo le immagini di ieri allora. Insultata perché porta il velo è la disavventura di una giovane studentessa musulmana immigrata di seconda generazione. Il sindacato CISL ha intenzione di costituirsi parte civile e lancia un appello. Sentiamolo. Con la riforma Gelmini le classi arriveranno a comprendere oltre 31 alunni, senza rispettare quindi le norme di sicurezza che prevedono classi al massimo di 25 studenti. E molte sono quindi le scuole a rischio di chiusura. Per tale motivo cerchiamo di saperne e di capirne di più.
E ora parliamo di sport, due giornate anche importanti non solo per il calcio, ma partiamo proprio dal calcio con un maxi schermo ai Giardini Appiani, almeno 16 pullman in partenza oggi a Breseu, i fans schierati ad applaudire i biancoscudati prima della partenza. La vigilia di Torino-Padova fu innestata però dall'ira del DS Rino Foschi contro un giornalista del Mattino di Padova. Nel piazzale di Breseu una scena da Far West, tutte le immagini. Derby d'altri tempi per la finale scudetto numero 81 del rugby, si affrontavano Petrarca e Rovigo nel più classico dei derby veneti. Vittoria a sorpresa del Petrarca che conquista così il suo 12° scudetto, l'ultimo risaliva al 1987. Ma vediamo com'è stata questa attesa dei tifosi padovani in vista della finalissima a Rovigo che abbiamo visto poi come si è conclusa.